L'11 aprile in tutta Italia da quest'anno si celebra la giornata del mare e della cultura marinara. La manifestazione è stata voluta dal Consiglio dei Ministri che l'ha introdotta con l'approvazione del nuovo codice della nautica, con il decreto 229 del 2017, che proprio con l'articolo 52 ha stabilito che giorno 11 aprile è la giornata del mare. Una ricorrenza voluta per sviluppare soprattutto tra i giovani l'amore per il mare, inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ma anche ricreativo ed economico. A Porto Empedocle la giornata del mare è stata organizzata dall'associazione Mariterra di concerto con il comune di Porto Empedocle e con la partecipazione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e il WWF. Siamo felici di organizzare per questo primo anno la giornata del mare che è stata di recente istituita e festeggiare il mare in tutte le sue forme e valorizzare questo grande patrimonio che abbiamo come da sempre nello stile della nostra associazione. Abbiamo risposto all'invito di questa amministrazione per cercare sempre di dare sottolineare insomma quello che è il nostro mare, il nostro porto come risorsa culturale e anche di sviluppo economico e turistico. Noi abbiamo voluto aderire immediatamente a questa iniziativa della prima giornata nazionale del mare perché essendo penso il paese in cui il mare assume la maggiore importanza di tutta la provincia ritenevamo giusto dedicargli questa attenzione privilegiata. Noi nasciamo come paese marinaro, eravamo la Marina di Girgenti, tutto il nostro sviluppo è legato al mare, ma secondo le nuove prospettive, lo scenario internazionale che si apre, evidentemente il nostro porto e Porto Empedocle stessa ha le potenzialità di costituire il volano dello sviluppo dell'intera provincia di Agrigento. È un traguardo importante, finalmente un giorno da dedicare ufficialmente alle tematiche ambientali, in particolare quelle del mare. Questo perché la tutela ambientale tout court a 360 gradi, non soltanto quella del mare, rappresenta il futuro per le nuove generazioni. Pertanto istituire questa giornata con la presenza delle scolaresche soprattutto può aumentare quella sensibilizzazione che porterà poi a dei comportamenti automatici veramente virtuosi a tutela dell'ambiente. Il WWF con la giornata del mare e delle attività marinarie ha un'attinenza specifica importante. Fra l'altro nell'area mediterranea abbiamo sviluppato tutta una serie di iniziative legate alla tartaruga marina, alla protezione della tartaruga marina, che ha visto diversi volontari alternarsi nella custodia e nel monitoraggio dei nidi di tartarughe marine e nel salvataggio di tartarughe ferite in qualche modo. Abbiamo sviluppato con questo progetto un progetto europeo, Euroturtle, che ha visto coinvolti i comuni di quasi tutta la fascia costiera della zona agrigentina. Manca Porto Empedocle per l'appunto, ma sono certo che quanto prima sarà sviluppata l'adesione anche di Porto Empedocle e di Realmonte. Presso la Torre Carlo V si è parlato della cultura del mare sotto gli aspetti della sicurezza, dell'ambiente, del turismo. Sono state allestite anche due mostre fotografiche, la prima Diario di bordo di Marco Scintilla, la seconda Radici del mare di Nuccio Zicari, entrambe curate da Fabio Ferreri.